Sicily, home to over 5 million people, is the largest Mediterranean island. I'm on the western side, in Selinunte, not far from Castelvetrano where I grew up. Selinunte is well renowned, once a powerful Greek settlement where great battles were fought at sea to secure dominance over the island. The majestic ruins of that era still stand today, and they are only a stone throw away from where I'm standing right now. Selinunte is truly one of the most beautiful and largest archaeological sites in the world. But today's story isn't about Greece or its temples, it's about the peaceful, picturesque fishing village of Selinunte, where fishing and tourism drive the local economy. Life here remains wonderfully unchanged, holding on to the traditions of the past. And today I'm a guest on the boat Ornella Santina, named after Giacomo's wife, Ornella, and his sister Santina, who tragically passed away in a road accident. Giacomo is a humble yet noble fisherman, deeply proud of his trade and heritage. Driven by passion for his work and a strong commitment to family, his only priority is to provide for them, no matter what. Giacomo isn't wealthy in money. His livelihood comes from the sea, and they live modestly. There is no budget for holidays, but that doesn't trouble him. Giacomo is one of the richest men in the world, knowing that true wealth isn't measured by money, but by happiness. This video is a small glimpse into Giacomo's life as a fisherman in Selinunte and the close-knit community that keeps these traditions alive. It's a life of hard work, passion, and the shared spirit of helping one another. I hope this video offers you a window into the serenity and joy that comes from such a life, as much as I enjoyed living and editing it. Thank you for watching. Giacomo, mi fa molto piacere il tuo nome della tua barca, Ornella e Santina. Come mai? Ornella Santina l'ho scelto perché mia cognata, la sorella di mia moglie, è morta con un incidente stradale. Ho voluto regalare questo nome a questa barca per portare sempre un ricordo. Ah, mi dispiace. Ornella è mia moglie e Ah, quindi ho scelto questi due nomi. La barca si chiamava Giuseppina prima, hai capito. E da quanto tempo è che fai questo lavoro? da oltre 20 anni. 20 anni? Ah. Sì. È il solo lavoro che hai fatto? Come scusa? È il solo lavoro che hai fatto? No, ho lavorato tanti anni sull'edilizia Quindi bene, bene. quando ero giovane, Mhm. poi mi sono innamorato del mare, Ah. ho scelto questo mestiere. Quindi non è una cosa che è passata da generazione a generazione, è una cosa Ma che è guarda, una scelta tua. ma no, ma si può dire di sì perché mio papà, buonanima, ha sempre fatto il commerciante. Io ci sono cresciuto qua, sono cresciuto dietro quei scogli lì. Ah, Quindi poi da giovane, da ragazzino me ne sono andato su a Milano, ah. ho conosciuto lì mia moglie, ho lavorato per un periodo là e poi la terra è terra. Sei ritornato. Sono ritornato qui a casa mia e quando sono sceso ho detto alla moglie si cambia mestiere. Si cambia mestiere. Sì. Dimmi un po' tu, Gaspare, tu lavori con Giacomo? Sì, sì. Siete parenti oppure cugini? Ah, bene, quindi perfetto. Ti piace quello che fai? Certo, se no, Faresti un'altra cosa? a parte che lo faccio quando non andiamo, diciamo, su questo lavoro, non lavoriamo, faccio il muratore. Ah, fai il muratore. Bene, bene, Però io ho sempre avuto passione con la pesca. bene, bene. Dimmi un poco, Giacomo, una giornata tipica quando vai a pesca, me la puoi descrivere? Anzi, non comincia con la giornata, comincia il giorno prima, giusto? Eh sì, certo. Quindi come fai a decidere quando si esce? Perché? Come fai a sapere che il tempo è buono? Ma guarda, ormai al giorno d'oggi diciamo che la tecnologia ci aiuta moltissimo, nel senso che guardiamo sul tempo meteo mare, Selinunte, e da lì ci riuniamo poi il pomeriggio insieme, al mattino quando beviamo il caffè, guardiamo il tempo che fa nel pomeriggio, da lì decidiamo, dipende come porta il tempo, di uscire in mare. Quindi decidete tutti i pescatori insieme? Sì, decidiamo insieme, Come una usciamo, comunità? difficilmente si esce da soli. Ah, Ci si consulta insieme con tutti gli bello, altri. una bella comunità allora. Sì, sì, esattamente. E poi si decide di uscire. Se usciamo nel pomeriggio verso le 2:30, 3, iniziamo a uscire tutte le barche, andiamo a calare, ognuno si prende i suoi spazi, sceglie di andare a calare le reti un po' dove gli pare più comodo. Quindi non Questo ci sono succede degli... nel pomeriggio 2:30, 3. 2:30, 3. Caliamo le reti, poi torniamo a terra. E quanto impiega? Da Ma- 2:30, 3 a ritornare? Ma guarda, circa, calcolo un 3 orette, così circa, Ah. tra uscire, andare, calare e tornare.
all'incirca 3 orette, poi dipende, ripeto, dove scegli di andare. Più lontano vai, più tempo ci metti. Certo. E questo è quello che avviene nel pomeriggio quando andiamo a calare. Poi la Tu quando, notte, prima che parti già sai dove che vai a mettere le reti, Sì, immagino, certo. quindi non... certo, a parte adesso c'è anche, diciamo, la strumentazione, Sì. il GPS, dai i segnali alle bandiere e vai a casa tranquillamente. La notte poi quando esci o col GPS, all'epoca si andava con i segnali a terra del terreno, certo. all'epoca, ma ormai al giorno d'oggi ci sono La GPS, tecnologia. quindi ti facilita di più, Eh, capisci? certo. E la notte usciamo verso le 3:30, 4 del mattino circa, dipende uno la distanza dove è andato a calare, e da lì decide, anche perché bisogna rispettare comunque un certo orario, che alle 8:30 c'è l'asta, quindi Certo, devi sai. saperti un po' calcolare, e tirare le reti, togliere i pesci e riuscire ad andare all'asta in tempo per poter vendere il pescato. Certo, certo. Quindi io ti sto dando un inconveniente? No, no, assolutamente no. Ah, grazie. A me non mi dai fastidio perché, vedi, parlo con Lavori? te ma lavoro ugualmente. Le mani devono lavorare qua. Lavori? La bocca non è un problema. La bocca può parlare, ma le mani sono quelle che devono lavorare. Mia moglie dice che io non posso fare più di una cosa alla volta. Gente abituata solo a comprare, Non sa quello che c'è ma dietro. non quindi- sa in realtà quando arrivi tu al mercato e porti sì. del pescato, ma dietro a quel pescato non lo sa cosa c'è. Aspetta, aspetta, puoi tirare qua? Non ha fatto canestro. Non ha fatto canestro. E questi cosa sono questi che state mettendo qua Quello dentro? che sono nel secchio lì, Quelli sono succherelli, Zuccherelli? sauri. Ah, sauri, sì. Sauri. qualche merluzzo pure. C'è i merluzzi, il mazzangol, vedi mazzangol? Questo Ah, è sì, 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 mazzangol. sì. Mazzacol. Mazzangol, Mazzancoll. Non è una cosa... gambero imperiale, Imperiale. Ah, vedi? perfetto. Il gambero è imperiale. Bellissimo. Freschissimo. Direi, Così. direi più fresco di così non si può. Ecco, questo è il merluzzo. Quello è un merluzzo. Ah. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Bravo. E l'asta a che ora comincia? 8:30. Alle 8:30. È bellissima l'asta. Sì, io l'ho vista da bambino, l'asta. Venivo con mio padre. E quello che stai pigliando adesso, Gaspare, cos'è? Questo è pure un merluzzo. Sempre merluzzo. Puro merluzzo. Ti posso fare qualche domanda sull'incanto? Certo. Quindi come funziona? Allora, l'incanto funziona, intanto le barche che entrano all'interno del porto, ogni imbarcazione deve andare a prendersi il posto lì all'incanto, nel senso che bisogna andare lì e è come prenotare la tua posizione dove sei. E lo fai il giorno che arrivi? Lo fai il momento in cui entri in porto, Ah. prendi una cassettina oppure una tavoletta dove c'è il nome della tua barca, E la metti? vai lì all'asta dove poggiamo i pesci. Certo, perché potrebbe essere che non sei uscito. No, a parte quello, devi comunque tra una barca e l'altra per avere una forma di ordine e rispetto uno con l'altro. Se io entro primo, tocca prima a me fare asta, tu sei entrato dopo, quindi fai asta dietro di me e così via dicendo. Questo per quanto riguarda prendere il posto lì all'asta. Ecco. Poi alle 8:30 viene l'astatore. e lì- Giovanni, sì, esattamente. E lì inizia lo spettacolo, Ecco, che ecco. quello è veramente uno spettacolo. Quello è uno spettacolo, sì. Tu figurati che siamo rimasti gli unici in Sicilia a fare questo tipo di asta. Ah, davvero? Che facciamo noi? Sì, sì. E nel mondo, sai se la fanno? Sinceramente no, ma qua ti posso assicurare che Sono in sulla Sicilia siamo Selinunte. rimasti gli unici a fare questo tipo di asta. Qui ogni giorno è sempre uno spettacolo. Ah, Abbiamo tantissimi turisti che vengono a visitano, guardare. che godono di questo spettacolo. Molta gente si fa delle risate perché sentire Giovanni che bandisce il pesce è veramente qualcosa di spettacolare, certo, me lo ragazzi. immagino, una commedia. Sì, infatti. E dimmi un po', una domanda un poco stupida, ma te la faccio lo stesso. Il prezzo del pesce, da che cosa viene fermato? Ma guarda, l'astatore ormai, essendo da tantissimi anni
che fa questo mestiere, quindi bene o male sa che ogni cassetta di pesce che mette su all'asta, il pescatore, lui bene o male dà un'occhiata, stabilisce un prezzo, gli dà un valore, ma Lui non... stesso? Sì, lui stesso gli dà un valore, perché bene o male si conosce, secondo il tipo di pesce lui già stabilisce e gli dà un valore. Poi inizia con quel valore che lui ha scelto, ha deciso, e quel valore poi può salire e può anche diminuire. Può anche certo, se non ci sono tante persone che... Dipende poi dalla presenza di persone al mercato. Sì. Quindi, ad esempio, se una cassetta di pesce vale 20 euro, probabilmente si può anche acquistare con 12, ma può anche acquistarla con 30. Certo, dipende dalla Capisci? domanda. Questo è l'asta, il bello dell'asta è questo. Certo, certo. E quindi ci deve essere un grande livello di fiducia tra di voi e È Giovanni. ovvio, Eh, è ovvio, se no non certo. non potremo collaborare insieme. certo. E Giovanni è mai venuto in barca con te? Ma sì, Giovanni ogni tanto qualche giretto se lo fa, non ama tantissimo navigare, tantissimo non ama navigare, però ogni tanto qualche giretto se lo fa. Bravo! Ha fatto canestro questa volta. E se non riesci a vendere il pesce all'asta perché non lo vuole comprare nessuno, cosa ne fai? Mangiamo pesce a casa. Ti piace il pesce? Certo, come no. Ho una Però bella comunque- famiglia numerosa, quindi Ah, bene. non ho problemi. Comunque puoi anche venderlo da parte tua. Sì, è ovvio. Eh. Possiamo, eventualmente ci sono delle difficoltà, privatamente vendi quello che puoi vendere e l'altro decidi di non venderlo più, portarlo a casa. Certo, Anche certo. perché è famiglia, quindi puoi mangiare pesce, almeno mangi pesce fresco, non è... Eh. Puoi scegliere tra la carne e il pesce, Ecco, quel giorno lì scegli stavo il facendo pesce. una domanda, la carne la mangi? Sì, tantissimo. Io mangio tantissimo sia carne che pesce. carne che non ho problemi, mi piacciono tutte e due cose. Bene. E quanto impieghi, Giacomo, a togliere i pesci dalla rete? Ma in guarda, media? giornate come oggi, ad esempio, è dalle 4:30 che siamo a terra, quindi calcola tu, sono le 8 a momenti, quindi Quasi 4 ore. sono già 3 ore che tiriamo via i pesci, però tu devi calcolare che dobbiamo tirare via il pesce, ma devi anche tirare via il nodo, Certo. perché è inutile togliere il pesce e lasci il nodo. Mm. È un lavoro che ti rimane dopo da fare, quindi se lo fai man mano togli i pesci, dopo quando hai finito di togliere i pesci ti rimane solo da rimettere le reti qui Certo, a posto. E Senza- poi devi pulire la rete di nuovo prima che la butti o va bene così? No, quando sono così sono pulite, quindi non devi pulirle, devi soltanto rimetterle a posto, perché comunque c'è un sistema di lavoro Particolare? sì, perché tu tiri, metti i pesci, queste sono tutte le manate con i pesci, ovviamente dopo togli i pesci, le vai mettendo qua, quando finisci poi queste manate devono tornare di nuovo lì, se no non puoi calare le reti. Certo, certo. Capisci? Quindi è tutto, è una roba diciamo coordinata, Sì. non puoi sbagliare, perché se sbagli non puoi calare le reti. Certo, certo, certo. E quanto è lunga la tua rete? Siamo un paio di chilometri. Un paio di chilometri? Beh. Ah, Eh sì, oggi se non butti giù un bel po' di rete, pescato, diciamo che veramente si fa desiderare. E mi dicevi che hai una famiglia numerosa, quanti figli hai? Siamo in 5 noi in famiglia, 3 figli maschi, 3 figli maschi. Pescatori? ma uno lavora in capitaneria di porto. Ah, quasi. Il piccolo di tutti è innamorato tantissimo del mare, Ah, però quanti anni ha? ha 13 anni, Ah, ma deve studiare, però certo. preferisco che studi, si diplomi e poi se... E a te piacerebbe che uno dei tuoi figli sì, continuasse? tantissimo. Ah, bene, A bene. me piacerebbe tantissimo. E quello che l'obiettivo qui anche da noi, da parte nostra dei pescatori, è quello di insomma, cercare di riuscire a invogliare a questa nuova generazione la Certo, pesca. Certo, certo. La pesca è bellissima, si può campare la famiglia tranquillamente, nel senso che non si vive di ricchezza, No, si guadagna poco, ma quel poco che guadagni ti danno tante soddisfazioni. ti comunque. danno esattamente, riesci a sostenere insomma un po' la famiglia. E io mi auguro che almeno uno dei miei figli
possa intraprendere la mia attività. Certo, certo. E quanti anni hai tu, Giacomo? Io? 46, Ah, non li mostri. sono sposato giovanissimo, ho già fatto 25 anni di matrimonio, Bravo. ho fatto la festa il giorno 28 di questo mese. Ah, Sono e hai risposato. mangiato pesce? Sì, sì, è ovvio, no? E dimmi un po', ti posso fare qualche domanda un poco più personale? Sì, In vacanza ci vai? no, No? sinceramente no, perché non ce la facciamo, Mm, economicamente non riesco, non riesci. no, assolutamente no. Riesco a far star bene la mia famiglia, a non fargli mancare nulla ai ragazzi, ma di vacanza no, In vacanza no. non ne parliamo proprio. E Ogni tanto, però ogni qualche tanto bagnetto qua te lo fai a Selinunte. Sì, quello sì, sì. Qualche giornata che si decide di non andare a mare, prendo la famiglia, usciamo, Bene, andiamo in mare, ci portiamo a mangiare dietro, compriamo qualche panino bellissimo. e si sta un po' insieme tutti la famiglia. Che poi quelle sono le vacanze che fanno le persone che vengono qua. Tanto diciamo che con mia moglie ci regaliamo qualche massaggino, qualcosa del genere. Ah, sì, Andiamo in qualche spa, ma niente di particolare, tutto qua. E se tu avessi, Giacomo, la scelta di fare qualsiasi lavoro al mondo, cosa faresti? Pescatore, Me lo immaginavo. Si vede già dalla tua passione. pescatore. Pescatore di Selinunte. Di Selinunte, bravissimo. Giusto per sottolineare. Io amo quello che faccio. This is a sad looking fish. Giacomo, una domanda orgogliosa. Da $1.000.000. Da $1.000.000. Da 20 anni fai il pescatore. Mhm. Qual è il pesce che hai preso che ti ha dato la più grande soddisfazione? Guarda, io sono un patito di pesce spada. Pesce spada, sì? Sì, sono matto. A me piace fare il mestiere con i palangheri. Vado nella stagione estiva, vado. Mi piace tantissimo. Ho preso il pesce spada più grosso che ho preso, 56 kg. 56 kg! Sì, che qua dalle nostre zone è come un trofeo. E c'entrava in barca? Sì, voglia. Ornella Santina è una barca, non scherziamo, Anche Ramocchio dopo. E cosa ne hai fatto? Ho venduto, Tutto? sì, Un poco te lo sei mangiato però. ma l'ho venduto a mio papà, Ah, sinceramente, però poi alla fine sono riuscito a fregargli una fetta, l'ho fatta mangiare a mia moglie, quanto tempo fa l'avevi preso questo? ma 3 anni fa, Ah, da poco allora, Sì, sì. proporzionalmente. sì sì. E un'altra domanda, un poco meno graziosa. Qual è stata la tua avventura che ti ha fatto preoccupare di più? Ma guarda, la mia avventura che mi ha fatto preoccupare di più è stato una decina d'anni fa per un problema con un'imbarcazione, diciamo che non era molto adatta per là fuori, ma ho sottovalutato un po' la situazione, ho avuto un problema con quell'imbarcazione lì e lì sinceramente un po' di paura ce l'ho avuto. Cosa è successo? Ma avevamo un motore entro fuori bordo con un piede poppiero, eravamo sotto la bandiera, siamo andati indietro per prendere la bandiera con il motore, lì si è rotto la cuffia, abbiamo iniziato a imbarcare d'acqua, Ah, eravamo lontanissimi e lì sinceramente un po' ti sei spaventato? c'è stato un po' di, fortunatamente c'erano altre imbarcazioni, abbiamo comunicato, ci sono venuti a prendere, insomma è finita bene. E là è dove lo spirito della comunità funziona bene? Sì, sì, Eh. sì, quello sì. Guarda, se c'è una cosa di bello e positivo è proprio questo. Sì. E la barca è affondata? Ma diciamo che siamo riusciti a portarla così a ramocchio a terra, ma è piena d'acqua. Però tu capisci che ti trovi lì, che imbarchi acqua, chi te lo garantisce che non ci va a fondo? Certo. Nessuno, quindi in quel momento, Specialmente se sei lontanissimo. in quel momento c'è un po' di panico, però anche lì ci vuole sangue freddo, bisogna Calma, ragionare, certo. ragionare
con la testa, mai agitarsi. Ed è Sì, questa l'avventura che ti ha fatto decidere di comprare questa barca? Sì, guarda, sì, e da lì poi ho capito che se realmente amavo fare questo mestiere, volevo farlo veramente per tutta la vita, questo mestiere dovevo comprare comunque un'imbarcazione idonea, non potevo, non potevo scherzare con la vita. Certo. E così ho fatto. Mm. Quella cos'è, una conchiglia? Sì, sì, Quella pure si mangia, vero? sì, sì, c'è un mollusco dentro. Questo si bollisce, si fa uscire il mollusco e si mangia. Questa è una tremolicchia. Quelle che danno, Questi diciamo- sono nomi siciliani o nomi giusti di pesce? in italiano torpedine, Torpedine, ecco. quella che dà le scosse, diciamo. Ah, questa è. Sì, sì. Per questo stai un poco più attento. Sembra ancora viva. No, è morto. Sì, è morta? Sì, sì. Sono io che muovo la rete. Vedo che ha una pratica proprio. Se non ce l'hai non puoi fare questo mestiere. Certo. Specialmente con i guanti. Sì, sì. Ma sono parecchi anni già che lavoro con i guanti. L'ha portato lui. Mi trovo comodo. Ha Qua, portato lui di lavorare con i guanti. Ah sì? Adesso lavorano Tu tutti con i lavorava guanti? sì, adesso se non hanno i guanti in mano non ci vanno. Allora tutti mettono guanti. Certo, certo. Questione di abitudine, perché loro erano convinti che non si poteva prendere le maglie Sì. con i guanti. Devi trovare, devi mettere i guanti a misura giusta delle tue mani. Anche a me mi ha fatto prendere I io guanti. Mai, anche sulla muratura, mai usato guanti. Ah, Qua adesso. lui è stato capace di farmi prendere questa mania di questi guanti. Bene, bene. Che effettivamente. Ma ti pungi di meno. Ma poi le mani sono il tuo mestiere. Beh, Camorriuso chi sarà? eccola qua, hai visto? Vedi com'è? Poi ci vai Visto? dentro, sì. Vedi? Opla. Opla. Ah, e poi l'hai buttato. Ma sì. Oh, raga, Tutto il bello traffico. melloso. Lo so, tutto il traffico. E poi la et, eh sì, non ha valore. Allora Giacomo, quanto dormi? Bella domanda. Domanda $1 milioni. Ma 3-4 ore, ma non di più. 3-4 ore Quando mi toccano. quando ti toccano. Quando mi toccano. Bene. Ed Quando- è questione di abitudine o Sì, sì. Quando andiamo con le reti 3-4 ore. Quando andiamo a spada, lì non si dorme. Io non si dorme. addirittura non si dorme? No, assolutamente no. Non ti puoi permettere di dormire. Rimaniamo in mare, quindi bisogna stare attenti. Quindi sei fuori per diversi giorni? No, no, andiamo via al 24 ore. pomeriggio e rientriamo al mattino. Ah, ho capito. Il giorno dopo. Il giorno dopo. Non conviene con i gasolio, quello che costa oggi. Non... Certo. Vai lì, rimani là, la notte poi a mezzanotte inizi a tirare e E finisce siete in due? fino al mattino. Ma meno male 3 persone. Ciao Franco! Arriva il caffè. È bellissima la pesca del pesce qua. Io sono Molla, molla. innamorato su quella pesca. Sì, pesce pada. Buongiorno a lei, dottore. È arrivato il caffè. È arrivato il caffè, è arrivato il caffè. Grazie Franco. Grazie, gentilissimo. Ci voleva. Come va? Io sì. Fallo uscire dalla testa, tira via così, bravo, dalla bocca, libera la bocca e lo tiri fuori. Questo che pesce è Giacomo? Questo si chiama coccio. Coccio, questo è pesce di brodo. Hai visto? Ci sei riuscito. Posso lavorare con te? Posso venire a lavorare con te? Dai, sei assunto, dai. Bravissimo, sei stato assunto. Hai superato l'esame. Aspetta. Madonna che arriva di meraviglia! Giacomo, grazie mille per Prego. la tua cortese accoglienza, bellissimo, mi sono divertito tantissimo e questo è un testamento di quello che fate voi, mantenete la tradizione
è una cosa bellissima, specialmente il valore che tu attribuisci alla comunità. Grazie. Grazie a te di cuore. Facciamo il cambio cappello. Ciao ciao Funao. Ok? Dai, Grazie. ci siamo, Grazie, dai. sì, sì. Vamos. 15 euro, 15, 15, 15, 15, 15, 12, 20 euro, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15. 40, 40, 35, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Baronda. 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, zio Pino. 21, 21, 21, 21, 21. Il dottore. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, la signora. Sa. 31, 31, giudice. Magari tanto lascia effetto. Ecco, 11, 11. Giovanni meccanico. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Quanto è il ricavato, Giacomo? Ma penso intorno a 200 Ah, circa. è una buona giornata? Ma sì, non ci lamentiamo. Oggi è andata discretuccia. Benissimo, grazie. Grazie a te. Ciao. Giovanni, ciao. Piacere, dimmi. Grazie per l'ospitalità. Figurati. Com'è andata oggi? Bene, bene. Dopo un'estate di poco pesce, diciamo che è il primo giorno che c'è un bel pescato. Io sono venuto qua da bambino quando ero piccolino, però non avevo mai apprezzato quanto fosse importante il calore che c'è tra la comunità, è una cosa bellissima. Purtroppo, no, purtroppo è una bella cosa perché in questa borgata si vive soprattutto di pesca e di turismo e quindi diciamo, cerchiamo di mantenere le tradizioni al massimo della semplicità. Come vedete è una cosa molto caratteristica, Molto caratteristica e e bella. unica. E vedo poi che si conoscono tutti. Vuoi o non vuoi, la clientela, la gente è sempre quella e i pescatori è normale, stanno tutti qui, in un borgo così piccolo, si conoscono tutti. Quindi mi dai una piccola illustrazione del processo, quindi tu sai sia da prima che i pescatori Loro il escono. pomeriggio vanno a buttare le reti e poi rientrano la notte alle 3, alle 4, in base alla distanza di dove devono andare a tirare le reti, escono per andare a tirare e rientrano in porto in media alle 6:30, 7 del mattino. Prendono un turno per la vendita, il turno viene preso in base all'ordine di rientro in porto. Chi arriva il primo e così via dicendo. Quindi chi arriva il primo forse ha un po' più di vantaggio perché... Dipende, in base alla giornata. Diciamo che il vantaggio è pescare il pesce buono e di qualità quello che senza il pesce e trovare non la sono mattina. vantaggi. E poi le singole cassette vengono messe su questa basculla, non la chiamano una basculla, e viene venduta a singola cassetta, pesce fresco, pescato da un'ora e neanche. Certo. Parlavo con Giacomo e mi diceva che chiedevo com'è in proporzione all'estate, mi diceva che anzi sono poche le persone, oggi in estate qua proprio è pienissimo anche In estate con l'avvento del turista ce n'è gente parecchia, manca il pesce perché con il mare che è troppo piatto, troppo limpido, ovviamente si pesca molto di meno. Invece con la smossa, visto l'altro ieri c'è stato un po' di smossa di mare, i pesci sono il mare più pescoso. Bene, quindi loro ti portano il pesce, tu lo vendi, ti detrai una commissione Mi del detraggo 10%, capisco? sì, che è il Poi- nostro stipendio. Loro sono sotto una cooperativa Ah. che è gestita da noi a livello sia fiscale, a livello di capitaneria di porto, imbarchi, sbarchi. Adesso tutto il pesce andrà registrato con delle fatture per i ristoranti, con tutto a pennello. Loro hanno la loro busta paga. Qui hanno un contratto che il pescato, diciamo, va suddiviso per tutti Certo. nel contratto. Con la capitaneria, ti dicevo, gestiamo gli sbarchi, imbarchi e tutta questa serie di cose. Benissimo, benissimo. Un paio di domande e poi me ne vado perché sei impegnato. Da quanto tempo è che fai questo lavoro? Lo faccio dal 2010, prima c'era mio suocero e io ero accanto al mio suocero dal 98, diciamo. Poi nel 2011 mi sono sposato, ma già un annetto prima ho sostituito a lui. E mio cognato ha preso, diciamo, il mio posto e è accanto a me. Ho capito. La seconda domanda è: ti piace quello che fai?
Come non fa un piacere un lavoro del genere? È unico al mondo, Tu lavori a 100 metri da casa, e lavori un paio d'ore al giorno. Uno che vive qua è, diciamo, il massimo che possa ottenere. Giovanni, ti ringrazio tanto, è stato molto gentile, mi sono proprio divertito, il calore è unico, vedo che la comunità di Selinunte proprio vive per questo incanto, Sì. è una cosa bellissima, sicuramente anche unica al mondo. Grazie mille e sicuramente questo video sarà molto apprezzato da tutti quelli che lo guardano. Arrivederci e grazie. Grazie a te, ciao ciao for now. Ciao ciao! 5, 5, 5, 5, 5. Dacci la pista volta,